E adesso, come ogni lunedì, dicevamo prima, annunciavamo lo sport, il nostro ospite in studio ancora Melo Russo, il tecnico che è l'addetto ai lavori per eccellenza, conosce benissimo il calcio siciliano. Con lui iniziamo a parlare per almeno un'ora di sport e di calcio. Iniziamo a parlare di questa bellissima vittoria in trasferta del Catania, che dopo un convincente 3-0 a Lecce rifila un altro 3-0, questa volta in trasferta. Melo, insomma, il Catania sembra aver cambiato finalmente marcia. Buongiorno a tutti, prima di tutto. Sicuramente era da parecchio che aspettavamo una vittoria del genere fuori casa. È andata benissimo, c'è molto entusiasmo. Commentare poi una vittoria esterna è sempre piacevole. Il Catania era da parecchio che non faceva 3 gol fuori casa. L'anno scorso sì, qualche punto l'abbiamo decimolato fuori casa, anche una vittoria a Cosenza ricordo benissimo, però la tifoseria aspettava da tempo questo momento bellissimo, che dà anche la corposità di questo risultato, dà anche la sensazione che la squadra stia raggiungendo una maturità, quella che bisogna in questo campionato, che aspettiamo da tanto tempo. E quindi è piacevolissimo, ripeto, commentare una partita in positivo come quella di ieri, e siamo qui ora che convinti che questa squadra, attraverso anche il potenziale che si ritrova, possa fare il campionato che tutti quanti attendevamo da anni. Addirittura i giornali parlano oggi di ciclone Catania, una prestazione convincente con gli uomini di qualità di cui il Catania dispone in abbondanza. Ciccio lodi su tutti in questa occasione che ha sbloccato il risultato. Ma io direi che noi altri, conoscendo un po' l'ambiente per esserci stato tanti anni, noi altri viviamo da questi entusiasmi totali. Io direi di andare piano, perché sicuramente il Catania sta dando la sensazione di avere sta dando la strada giusta, però non esaltiamoci più di tanto perché ancora siamo agli inizi. La linea di condotta sembra quella giusta, però noi altri siamo portati moltissimo a demoralizzarci ed altro ad esaltarci più di tanto. Il Catania ieri, fino a un certo punto, ricordiamoci che ha anche rischiato, sullo 0-0 ha avuto anche la possibilità, la Casertana, di passare in vantaggio. C'è stato proprio un batte in aria che ha preoccupato tantissimo. Però poi ha dilagato anche perché, ripeto, frutto dell'esperienza, della forza di questa squadra, che non scordiamoci che da questi studi sono partiti dei messaggi dove abbiamo sostenuto che in un certo momento c'erano dei giocatori validissimi come Marchese, come Biagianni, che non giocavano. Oggi sono gli artefici di questa rimonta bellissima, e ne altri tutti gli sportivi tifosi catanesi siamo felicissimi di questo. Insomma, piedi per terra, come predica Melo Russo, per un cammino che è ancora lungo. Melo Russo che rimarrà con noi per il cammino che seguirà di questa puntata di Buongiorno Notizia. Parleremo naturalmente, oltre che di Catania, anche di tutte le altre formazioni siciliane, non solo di terza serie, ma anche delle categorie successivamente dopo, e quindi rimanete con noi perché ci sono ancora tante notizie. Buongiorno Notizia. Studio 90 Italia. Buongiorno Notizia. Siamo in addirittura d'arrivo di Buongiorno Notizia. Parliamo ancora di sport, parliamo di scherma. Cala il sipario sui 45esimi campionati del mondo militari di Acireale 2017. L'ultima giornata al Pala Tupparello è contraddistinta dalla festa azzurra. L'Italia infatti ha conquistato il medagliere finale dall'alto delle sue 12 medaglie complessive, di cui 5 d'oro, 2 d'argento e 5 di bronzo. Ad impinguare il bottino azzurro nell'ultima giornata arrivano la medaglia d'oro vinta dalla squadra di Fioretto
dell'argento maschile, quella di bronzo conquistata dal quartetto di sciabola femminile. Il tripudio dell'impianto Acese arriva alla stoccata del 45-40 della finale di fioretto maschile, portata a segno dal padrone di casa Daniele Garozzo, che conclude così la sfida contro la Francia, decretando la conquista della medaglia d'oro. Italia di bronzo nella sciabola femminile a squadra, il quartetto formato da Rebecca Gargano, Chiara Mormile, Martina Criscio e Michela Battiston, dopo aver vinto per 45-27 i quarti contro la Romania, è stato sconfitto 45-44 in semifinale dalla Francia. La sfida contro la Cina, vinta per 45-28, ha permesso alle azzurre di salire sul secondo gradino del podio. Nella spada maschile invece l'Italia esce sconfitta ai quarti di finale. L'argento individuale Enrico Garozzo, il bicampione del mondo Paolo Pizzo, l'olimpionico di Pechino 2008 Matteo Tagliariol e il giovane Gabriele Cimini sono stati infatti fermati al minuto supplementare per 44-43 dalla Francia. Melo, la scherma ci sta regalando grandi emozioni grazie anche a questi campioni siciliani. Abbiamo parlato dei fratelli Garozzo, di Rossella Fiammingo e Avola, tanti altri atleti. È un bel momento per la scherma. Un bel momento, e danno lustro alla nostra regione, questo è importante. Un in bocca al lupo, anche se io seguo pochissimo, purtroppo sono malato di calcio. È un momento importante per la scherma, dicevamo, ma è anche un bel momento per la promozione del nostro territorio, per la promozione della Sicilia, perché questi campionati organizzati qui da noi, campionati mondiali, lo ricordiamo, promuovono il territorio dal punto di vista turistico. Ma si stanno dando da fare anche in alcune altre discipline. Io seguo anche la questione di rugby, credo che venga qua. Sì. Una grande squadra a livello mondiale, e questo è importantissimo. E quindi insomma la Sicilia è sempre in primo piano. Ringraziamo Melo Russo anche oggi per questo suo importante e prezioso contributo, ci ha tenuto compagnia per un'ora, ci ha parlato di calcio, ci ha parlato di sport, ci ha presentato quello che è stato il fine settimana appena trascorso. Lo abbiamo commentato in maniera approfondita a beneficio di tutti i tifosi e non solo che sono all'ascolto di Buongiorno Notizia. Melo, io ringrazio te. Ci risentiamo, ci rivediamo davanti a questi microfoni la prossima settimana. Allora, indubbiamente. Buona giornata a tutti e in bocca al lupo. Grazie ancora a Melo Russo. In chiusura le previsioni del tempo sulla Sicilia per oggi: al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, temperature minime in sensibile calo, nel pomeriggio un po' di nuvole passeggere ma con tempo ancora abbastanza soleggiato, temperature massime in lieve ulteriore flessione, venti in prevalenza deboli. E quando mancano pochi secondi alle 10 chiudiamo anche l'appuntamento odierno di Buongiorno Notizie, che torna puntuale domani dalle 8:15 in poi, ancora con il suo carico di notizie, approfondimenti, la rassegna stampa delle 8:30 e poi la buona musica di Studio 90 Italia a fare da colonna sonora. Da Antonio Carreca a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso